Abbiamo 8.666 positivi, ne abbiamo tanti anche perché noi siamo quelli che fanno più tamponi, tant'è vero che la percentuale di positivi sui tamponi è 4,70, che è al di sotto della media nazionale, ma non è questo il tema è che comunque a fronte dei positivi poi ci sono i ricoveri, abbiamo 1.480 persone ricoverate, 190 delle quali in terapia intensiva e il carico di pazienti che nelle ultime 24 ore ricoverati è di 138, che non sono pochi. E l'invito ai cittadini è fare molta attenzione, di utilizzare le mascherine, soprattutto in zone dove ci sono assembramenti, di fare in modo che adesso, visto considerato che durante le festività ci sono pranzi, cene, fare in modo di limitarle e quando si va quantomeno si cerchi di fare un test, in autosomministrazione o un tampone. E questa è una variante che è molto contagiosa, però è pur vero che i vaccini hanno funzionato perché noi oggi abbiamo un terzo di ricoveri rispetto ai peggiori periodi dell'anno scorso e soprattutto sul fronte mortalità siamo molto più bassi rispetto all'anno scorso. Oggi è particolarmente amareggiato e preoccupato perché le previsioni fanno preoccupare più del dovuto? Noi abbiamo anche la necessità di pensare ai cittadini che non si ammalano di Covid ed hanno diritto ad essere ricoverati e curati. Parlo degli oncologici, parlo di tutti coloro che hanno degli interventi chirurgici da fare, pensi a tutta la protesica, le protesi alle ginocchia, le protesi all'anca, pensi a tutti quelli che hanno interventi programmati di cardiochirurgia, le valvole, oppure a tutti quelli che hanno interventi di oculistica. Allora noi non possiamo pensare che tutto il mondo ci porti a concentrarci solo sui malati Covid. Ho il massimo rispetto per tutti i pazienti, però è pur vero che se ti prendi il Covid perché sei stato sfortunato è una roba, se lo vai a cercare è un'altra, visto che considerato che c'è ancora una parte di popolazione che è convinta che è una banale influenza e quindi non ci sia nessun problema. Quali decisioni si aspetta oggi dal CTS e dalla cabina di regia nazionale? Ma guardi, io mi aspetto che si prenda in mano il tema dei tamponi e poi soprattutto quello delle quarantene. Chi ha 3 dosi si potrebbe valutare di non far fare la quarantena. Spero decidano, se non decideranno oggi gli toccherà decidere tra qualche giorno.